tappa della nostra vacanza Ascoli Piceno. Guardate che meraviglioso posto che ha trovato la Ester, che si chiama Il Poggio. Guardate che ingresso spettacolare. Eccoci, questa è la camera, guardate che meraviglia. La Ester subito è andata a vedere il bagno che è spettacolare, guardate che bella doccia, guardate che meraviglia, ah che spettacolo, che letto, che stanza, guardate l'ampiezza di questa camera, enorme, bellissima, nuova di zecca. Qui abbiamo una bellissima terrazza che dà sul solarium, che bello, sulle colline, guardate che spettacolo. Che spettacolo, sulle colline, gli ulivi di Ascoli Piceno, guardate che meraviglia, fantastico. Bene, adesso operazione, sistemiamoci per una bella... Ah, qua c'era anche Ciccio, guarda, il tuo letto. Qui saresti potuto stare perfettamente, guarda che bel letto. Bene, adesso un caro saluto e ci vediamo ad Ascoli Piceno. Ciao. Ciao. E infatti dopo pochi minuti ci troviamo ad Ascoli. La piazza Ringo è dominata dal duomo dedicato a Sant'Emidio, patrono di Ascoli e protettore dai terremoti. Nella cripta è conservato il mausoleo con il corpo del santo. A pochi passi si raggiunge Piazza del Popolo, punto di passaggio obbligato per turisti e cittadini che qui si danno appuntamento per il rito del caffè o dell'aperitivo. La prima impressione che si ha è di una straordinaria armonia architettonica. E non si può certo lasciare Ascoli Piceno senza aver prima assaggiato le famose olive ascolane. Il piatto più rappresentativo di Ascoli, che richiede prodotti eccellenti, maiale, pollo, manzo, vino, uova, parmigiano, olio, ma soprattutto tempo e fatica per la preparazione. E dove mangiare le migliori olive ascolane se non ad Ascoli Piceno? Ad Ascoli, da migliori olive ascolane, guarda, le migliori, guarda, al tartufo, una cosa meravigliosa. Buone, eh? Fantastiche. Queste in particolare sono, guardate che meraviglia, sono al tartufo, sono splendide. Al tartufo spettacolari, vero? Ah, dici? Quelle invece? Quelle sono quelle tradizionali, stupende. Queste invece sono delle crema pasticcera, sempre impanata, è vero, Ester? È fritta, che però non viene servita come dolce, ma come, diciamo, come aperitivo. Ecco. E vi assicuro che anche questa qui è una prelibatezza. E arriviamo in Puglia, terra ricca di cultura ma anche di ottima cucina. Sapete cos'è questa? Questa è la monetina da 1 centesimo che raffigura il Castel del Monte e guardate un po' dove ci troviamo ora, esattamente al cospetto del Castel del Monte, castello costruito da Federico II di Svevia nel 1200 e rotti. Guardate che meraviglia, che spettacolo!
Dove ci troviamo? A Giovinazzo. A Giovinazzo, guardate che bello. Eh sì, ci voleva proprio un buon caffè freddo. Una breve sosta a Giovinazzo con il suo caratteristico porticciolo circondato dalla città vecchia prima di proseguire il nostro viaggio verso il Salento. Ecco, siamo arrivati a Fasano, abbiamo fatto una bella docetta, ecco, guardate che belli che siamo, una bella docetta, e adesso andiamo a Monopoli, che si trova praticamente, questa qua è la costa, facciamo 5-6 km e arriviamo a Monopoli, fantastico. Ed ecco il conservatorio Nino Rota di Monopoli, nel quale iniziai nel 2006 una nuova avventura. Questa è la casetta, il bed and breakfast, dove praticamente io ho passato un anno, guardate che bella, tutte le camerette mi sono fatte, questa era quella più bella, al primo piano, ma le ho fatte tutte, me ne dava sempre ogni volta una diversa, guardate che meraviglia, anche quella lì al piano terra, fantastico. E da casa Palmieri, che si trova a ridosso dell'omonimo palazzo, ripercorriamo nostalgicamente le strade e i vicoli di questa meravigliosa cittadina. Ma si è fatta sera e a questo punto c'è venuta fame, altro non ci resta che andare al famosissimo ritrovo. Cosa si fa al ritrovo a Monopoli? Si mangiano i panzerotti, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, che fragranza, che meraviglia, panzerotti di Monopoli, insuperabili. Caldi appena fatti. Eccoci a Monopoli dopo 13 anni, perché stiamo parlando dell'anno scolastico 2006-2007. io ero proprio qua a Monopoli, vedete che bello. Adesso non so se si può vedere perché non c'è tanta luce, questa è la spiaggetta, in fondo si vede il campanile della Madonna della Madia, queste sono le mura della città vecchia, ecco. E questa sera dopo 13 anni, ecco, ci siamo venuti a mangiare i panzerotti che avete visto prima. Adesso ci facciamo una bella passeggiata e domani riprende il nostro viaggio pugliese. Bene, un caro saluto da Esther e Paolo, ciao. Lasciando da parte il sole e il mare, decidiamo di visitare all'indomani le grotte di Castellana, che costituiscono il fenomeno carsico di maggior interesse nel territorio pugliese. Si sviluppano per 3 km di lunghezza ad una profondità che raggiunge i 70 metri. Giunti alla Grave, l'imponente cavità d'ingresso che riceve luce dall'imboccatura in alto, si dipartono gli stretti e suggestivi corridoi avvolti da stalattiti e stalagmiti che ci porteranno fino alla suggestiva Grotta Bianca, facendoci compiere un giro di 120 minuti.
Davvero un incanto questa Grotta Bianca, considerata per il candore purissimo dei cristalli una tra le più belle grotte al mondo. A questo punto ripercorriamo con qualche breve variante la strada verso l'uscita fino a ritornare all'imponente Grave per qualche ultimo scatto fotografico. Eccoci, adesso lasciamo le grotte e ce ne andiamo a Bari. Ed eccoci, Paolo e Ester sempre in terra pugliese, oggi a Bari. Questo è il Castello Svevo? Sì, Castello Svevo, il famoso Castello Svevo di Bari. E adesso andiamo a farci visita, guardate che meraviglia. L'imponente fortezza risalente al XIII secolo oggi è adibita a sede museale. All'interno la Gipsoteca ospita una collezione di riproduzioni in gesso dei più importanti monumenti e cattedrali pugliesi e una mostra intitolata Moda al Castello espone abiti e ornamenti più rappresentativi degli anni 60 del Novecento. Usciti dal castello ci addentriamo nella città vecchia, notando quanto sia ricca di tracce che hanno nel corso dei secoli segnato la storia. Fondata dagli Illiri prima di diventare Sveva, è passata dalle mani dei Romani, Longobardi, Arabi, Bizantini, Normanni. Ma il simbolo della città è sicuramente la Basilica di San Nicola, che conserva le reliquie del santo trafugate nel 1087 da mercanti baresi a Mira in Asia Minore. Usciti dalla Basilica di San Nicola ci perdiamo nella città vecchia, vero cuore popolare di Bari, che presenta le caratteristiche tipiche di un borgo medioevale, con vicoli, archi, corti, piazzette e dove è pieno di banchi in legno sui quali le donne creano delle straordinarie orecchiette fatte a mano. Le orecchiette pugliesi doc. Prego. Uno sguardo al Teatro Petruzzelli, che dall'incendio del 1991 ha dovuto aspettare ben 18 anni prima di riaprire i battenti. Lasciamo lo splendido Adriatico di Bari, spostandoci di pochi chilometri per raggiungere l'affascinante nucleo medievale di Polignano, appollaiato sulla sommità di una scogliera. Dopo un'accurata scelta su TripAdvisor troviamo il ristorantino che fa per noi. Chissà quale buon piatto di pesce ci proporrà questa sera. Queste qua si chiamano violette di mare e è un pesce che si mangia crudo. Vedi, si comincia dalla coda così, vedi? Crudo, poi la testa si apre il guscio in questo modo. Così, ecco, vedete? Questa è la testa, è crudo, questo pesce è crudo, è strepitoso, guardate che roba. Violette di mare, strepitoso. Dalla terra di Bari ci spostiamo nel Salento, il tacco dello stivale, e non potevamo che iniziare il nostro tour partendo da Lecce.
Da Porta Napoli, eretta nel 1548 in onore di Carlo V, nota anche come Arco di Trionfo, entriamo nel signorile centro storico che nella stagione barocca si è ritagliato un abito di leggerezza e fantasia. Ogni angolo e ogni via sono caratterizzati da un'esplosione di decorazioni e architetture barocche che fanno da cornice all'imponente e armoniosa Piazza del Duomo. Dal Duomo raggiungiamo Piazza Sant'Oronzo, nella quale padroneggia l'anfiteatro romano, scoperto, o meglio riesumato, pensate un po' soltanto agli inizi del Novecento. In alcune immagini di fine Ottocento è ancora celato e solo nel 1929 viene casualmente scoperto e portato alla luce. Ma sicuramente l'edificio più bello di Lecce è la splendida chiesa barocca di Santa Croce. Giunti dinanzi alla sua facciata rimaniamo in estasi per la sbalorditiva esplosione di decori. L'interno della chiesa, a croce latina, è caratterizzato da un profondo presbiterio e da preziosi capitelli, ognuno dei quali reca un fiore centrale che si apre per fare posto, in mezzo ai petali, alla testa di un apostolo. Lasciata la signorile Lecce, incomincia il nostro tour lungo la costa. Da San Cataldo seguiremo la costa in senso orario, toccando le località di San Foca con la Grotta della Poesia e Roca Vecchia, poi Otranto e il faro di Punta Palascia, Santa Cesarea Terme, Castro e la Grotta Zinzulusa, Santa Maria di Leuca e l'omonimo santuario De Finibus Terrae, Punta Ristola, punto d'incontro dei due mari. E poi su, nell'altro versante, Marisa di Pescoluse, chiamata le Maldive del Salento, la splendida Gallipoli, Torre Oluzzo nel meraviglioso parco di Porto Selvaggio, il parco della Strea a Porto Cesareo, per finire con i due affascinanti borghi di Copertino e Nardò. Decidiamo quindi di visitare la Grotta della Poesia, una delle piscine naturali più belle al mondo, che meriterebbe di essere preservata, ma la troviamo gremita di turisti che, nonostante il divieto di balneazione, si tuffano nella grande ammucchiata ignorando i divieti. Decisamente una battaglia in acqua, ma di battaglia vera però c'è la tragica testimonianza svoltasi durante l'età del bronzo presso la baia di Torre dell'Orso, che così appariva in quel tempo. Ciò che rimane oggi è l'area archeologica di questo luogo, un approdo strategico per le rotte di navigazione tra l'Egeo e il Mediterraneo centrale, dove in questo tratto di costa la distanza minima con la costa opposta è di 70 km. E infatti, arrivati ad Otranto, scrutando l'orizzonte, si riescono ad intravedere le montagne dell'Albania. Ormai è tardi per visitare la città, una buona cenetta a base di polpo per concludere con una piacevole passeggiata.
All'indomani siamo nuovamente ad Otranto, città di raro fascino che per il mare cristallino e la splendida posizione all'estremo margine orientale della penisola richiama numerosi turisti. Fondata dai Greci, il nome Idrusa deriverebbe dal torrente Idro, assunse sempre maggiore importanza in età bizantina come centro commerciale, politico e religioso. Sicuramente il monumento più importante della città è la cattedrale del 1080, che segnala la forte presenza della Chiesa di Roma in una terra dominata sino ad allora dal rito greco. Lo splendido soffitto seicentesco a cassettoni è contrapposto ad un pavimento completamente ricoperto da mosaico. Un capolavoro di rara bellezza dove sono sintetizzati l'immaginario e la cultura di un'epoca. Le tessere di calcare colorato formano un enorme albero della vita con animali, figure allegoriche, segni zodiacali e personaggi biblici. Nel cuore della città vecchia vi è infine la preziosa chiesa bizantina di San Pietro, che presenta all'interno interessanti affreschi. Un'ultima passeggiata tra le maestose mura, le torri e i bastioni del castello aragonese di Otranto e ci rimettiamo in macchina per raggiungere il punto più orientale d'Italia, dove sorge il faro di Punta Palascia, dal quale sono in moltissimi che nella notte di San Silvestro assistono alla prima alba dell'anno sulla penisola italiana. Ripresa l'auto, continua il nostro percorso lungo il litorale orientale verso sud e passando da Santa Cesarea Terme, nota per le sue acque termali sulfuree, arriviamo alla splendida insenatura nei pressi di Castro Marina. Seguendo una panoramica passerella che costeggia il mare, si raggiunge la famosa grotta Zinzulusa, che in dialetto significa stracciona per via delle stalattiti che pendono come brandelli di stracci dalla volta dell'ingresso, un arco naturale affacciato sul mare. La grotta è stata scoperta nel 1973 e la lunghezza dell'itinerario consentito ai turisti è di 150 metri. Al suo interno scorre un paleofiume dove vivono alcuni crostacei molto particolari che non sono stati toccati dall'evoluzione. Numerosi resti hanno inoltre attestato la presenza dell'uomo preistorico che utilizzava il piccolo lago interno per rifornirsi di acqua. La parte terminale della grotta sfocia in una caverna dove appaiono, ad un'altezza inspiegabile di 3 metri dal fondo, i nomi di chi la scoprì nel 1973. La risposta sta nel fatto che al tempo questa caverna era completamente ricoperta da guano di pipistrello che nel corso degli anni è stato completamente rimosso. Un ultimo sguardo agli stracci in dialetto zinzuli appesi all'imboccatura della grotta Zinzulusa e ripercorriamo piacevolmente la passerella che fiancheggia lo splendido mare colorato di blu cobalto della baia. Proseguendo il nostro viaggio raggiungiamo l'estremità meridionale della penisola sorrentina. Sul promontorio antistante la cittadina di Santa Maria di Leuca sorge il santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, dove in origine era posto un tempio greco dedicato a Minerva. Ma l'esatta posizione più meridionale del Salento è Punta Ristola, anche conosciuta come accesso alla Grotta del Diavolo, una cavità naturale che dalla sommità del promontorio conduce direttamente al mare, nel punto di incontro tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico. Dal punto più meridionale della penisola salentina un caro saluto da Paolo e Ester. Ma si è fatta sera e il ristorantino sul mare che abbiamo scovato stavolta è davvero delizioso. Intanto la bottiglia di rosé è in fresco e adesso
Facciamo un bel brindisi. Guardate allora. Grigliata mista qua, salentina. Ho bevuto troppo vino. Da essere completamente ubriaca la devo sorreggere. Abbiamo mangiato, come abbiamo mangiato? Benissimo. Benissimo. Sì. Abbiamo mangiato Davanti al mare. davanti al mare. Beh, il mare non si vede perché è buio. Ma però è bellissimo. Posto Ecco. stupendo. Adesso siamo completamente ubriachi. Dobbiamo passeggiare Dobbiamo per smaltire. dobbiamo fare quanti chilometri? Beh, 1,5 chilometri dai, per arrivare alla macchina. Adesso pian pianino ce la faremo. Ecco, Bene. uno reggerà l'altro e in qualche modo arriveremo alla macchina. Un caro saluto dal Salento, una terra meravigliosa dove si mangia benissimo. Ciao, a presto, a domani. Ciao, 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 ciao. E all'indomani passiamo sullo Ionio, assaggiando, diciamo così, le splendide acque di Marina di Pescoluse. In questo tratto di costa le spiagge ricordano quelle di un paradiso tropicale ed è per questo che vengono denominate le Maldive del Salento. E completiamo la giornata a Gallipoli o Calepolis, la città bella, così chiamata dai greci, divisa in due parti collegate tra loro da un ponte in pietra. Entriamo quindi nella parte vecchia che sorge arroccata su un'isola calcarea circondata da mura. The moment I wake up, before I put on my makeup, I'll say a little prayer for you. Le ombre si fanno via via sempre più lunghe e a questo punto non ci resta che abbandonarci sul molo per goderci lo splendido tramonto. We part and how I love you forever together. The same it must be to live without you would only mean heartbreak from me. E dopo questo straordinario spettacolo non ci resta che finire in bellezza la serata con una bella cenetta in uno dei migliori ristoranti di Gallipoli. Il menù? Pesce, naturalmente. Guardate che colore ha questo rosario. Adesso lo metto in fresco perché si mantiene bello fresco. Facciamo un bel brindisi. Vai. Ecco, un bel brindisi alla salute. I tagliolini con battuto di gamberi e vongole. Tu invece hai Orecchiette con frutti di mare, pomodorini. questo qua strepitoso. Questo qua è un pesce spada serio. Guardate che roba, pesce spada. E questo è il tonno scottato alla piastra, patatine appena fritte, fatte, tagliate sottili. Mangiare e morire. Vediamo il tonno. Il tonno scottato alla piastra. Adesso l'assaggio. Insuperabile. Porca razza. Insuperabile. Buonissimo. Eh sì, veramente buono questo pesce salentino, sicuramente per il fatto che vive in questo splendido mare. Siamo nel parco di Porto Selvaggio, un'area naturale protetta che si estende per 7 km tra la Torre dell'Alto e la Torre Uluzzo. Decidiamo di fermarci nei pressi di quest'ultima, dove troviamo una paiara. Si tratta di un'antica costruzione rurale in pietra utilizzata tuttora dai contadini per ripararsi dal freddo o dall'afa estiva. Ecco, questi sono i veri fichi d'India salentini che si differiscono da quelli siculi
per il colore roseo, vedete che hanno questo colore roseo spettacolare, ecco, e il sapore più zuccherino, ma no, sto scherzando, sono fichi d'India, come fichi d'India siculi, ma il paesaggio naturalmente è quello del Salento, guardate che spettacolo. Il mare però è troppo invitante e scegliamo questa piccola baia per farci un bagnetto. Ah, guardate che meravigliosa baia che ci siamo trovati. Vicino, siamo diciamo a sud di Gallipoli. Questa baia spettacolare, dalle acque cristalline. Ecco. E adesso ci vediamo in acqua. Eccoci nello splendido parco di Porto Selvaggio, un carissimo saluto. Come ti è sembrato? Come ti è sembrato? Hai fatto il bagno? Sì, io ho fatto. Sì, ha fatto la il bagno. Io ho fatto il bagnetto in queste splendide acque limpidissime, ricche, piene di pesciolini. Ecco, quindi un caro saluto. Adesso continuiamo il nostro viaggio nel Salento. Bye, ciao. bye. Ciao. Chi sono questo? Cristo e discepoli? No, siamo al Parco della Strea e queste persone stanno attraversando questa grande insenatura, come vedete a filo d'acqua. Ci troviamo proprio anche noi a filo con la nostra macchina, a filo di questa splendida insenatura dove nidificano aironi, gru, fenicotteri. Naturalmente adesso siamo nella stagione estiva e non se ne vedono, però in autunno deve essere uno spettacolo. Ecco, al di là, attraversata questa insenatura a piedi, cioè si può camminare a filo d'acqua, che è una cosa straordinaria, si arriva in questo litorale di fronte, ecco, al di là del quale c'è il mare aperto, lo Ionio. E sullo Ionio ci affacciamo a Porto Cesareo per un ultimo sguardo. Il periplo della penisola salentina è terminato e a questo punto ripieghiamo all'interno per completare il nostro itinerario. Il centro di Copertino, di origine medievale, vanta un castello che è una tra le più imponenti fortezze del Salento. Superato un arco trionfale si arriva alla tranquilla piazzetta antistante il castello, che purtroppo troviamo chiuso. Rimane comunque in bella mostra il fastoso portale rinascimentale, le cui decorazioni costituiscono una nota di prestigiosa ricchezza. Completiamo la breve visita con una passeggiata nel piccolo borgo fino alla chiesa della Madonna della Neve per ammirare il magnifico portone d'ingresso in bronzo. Lasciata a Copertino raggiungiamo Nardò. La cittadina di origine messapica vanta un centro storico ricostruito parzialmente dopo il terremoto del 1743, cinto da mura e ricco di chiese e palazzi barocchi. Secondo la tradizione, la città di Nardò sarebbe stata fondata sul luogo dove un toro, zampando, fece sgorgare acqua dal suolo. Nella raffinata piazza Salandra, cuore cittadino su cui si affacciano portici e logge, spicca al centro la guglia dell'Immacolata. Molto vicina è la cinquecentesca chiesa di San Domenico, con una facciata ricca di statue e decorazioni. Il monumento principale della città è la cattedrale, fondata nel 1090 dai Benedettini. Interessante notare le arcate ogivali da un lato, contrapposte a quelle a tutto sesto dall'altro.
Terminiamo la serata nella splendida Lecce, ultimo brindisi in terra salentina e una splendida cenetta di pesce con le immancabili violette di Gallipoli ad aprire le danze. E io non resisto. E la Ester non resiste, adesso spazzola tutto. Siamo arrivati addirittura d'arrivo e risalendo la Puglia verso nord non potevamo fare a meno di imbatterci nei caratteristici trulli. Ci troviamo in Valle d'Itria e qui ci sono dei bei trulletti originali, dei trulli originali. Come funzionava allora, Ester? Che erano smontabili. Smontabili. Come il Lego praticamente. Sì, cosa facevano? Di sera venivano i controlli. Controlli. Potevano smontare e poi finiti i controlli li rimontavano di nuovo. Certo, erano perché abusivi. c'erano delle tasse salatissime, quindi per non pagare diciamo il dazio, la tassa, no? Loro appena c'era il sentore che sarebbero arrivati a controllare, li smontavano, quindi nel giro di una notte sparivano, non c'era più nulla, c'erano solo pietre e poi naturalmente passavano i dazieri e loro li tornavano a costruire nuovamente. Ecco, questi proprio sono autentici, sono antichi. Fuori è molto caldo, cioè, la temperatura siamo sui 35-36 gradi, però entrando dentro c'è veramente una temperatura, si abbassa di 10 gradi, sono freschissimi. Naturalmente anche d'inverno, al contrario d'inverno la temperatura era calda, quindi quando c'erano gli inverni particolarmente freddi, dentro con un po' di fuoco riuscirono a scaldarsi. Bene, allora dalla Valle d'Itria, terra di trulli e di vino, di buon vino. Adesso siamo diretti a Locco Rotondo per prendere un po' di rosé frizzante di Locco Rotondo. Vi salutiamo. Ecco, questi sono dei trulletti che qualche contadino li ha pitturati, che li usa, li utilizza, vedi, per tenere magari proprio il vino al fresco. Bene, un caro saluto dalla Puglia. Da Ester e da Paolo, ciao. Giunti a Locco Rotondo per acquistare il vino, ci rendiamo conto che il paese è a dir poco delizioso. Sorge su un'altura circondata da vigneti e prende il nome dalla disposizione concentrica delle sue vie, su cui si affacciano le cummerse, tipiche abitazioni dai caratteristici tetti spioventi ricoperti di chiancarelle, che sono le lastre in pietra calcarea con le quali sono ricoperti anche i trulli. Le piacevoli stradine disposte su anelli concentrici ci conducono infine alla chiesa madre dedicata a San Giorgio, patrono della città. L'edificio di fine Settecento si trova sulla stessa area dove in passato erano state edificate altre due chiese, sempre intitolate a San Giorgio, che evidentemente amava il buon vino. E ne facciamo anche noi abbondante incetta prima di riprendere la strada verso nord. Da Rimini, questo è l'ultimo giorno di vacanza e quindi alle prossime vacanze, ciao!
sì, però come si fa a fare una tappa in Romagna senza passare a salutare i tuoi parenti? Infatti, hai proprio ragione, si va a Roncofreddo. Eccoci arrivati nella zona di Roncofreddo, qui ci sono le mie origini ragazzi, queste sono le terre di mia mamma, le mie origini romagnole. Sento la nostalgia di un passato dove la mamma mia ho lasciato. Eh già, chi l'avrebbe mai detto che un friulano, il mio babbo, agli inizi degli anni 50 si sarebbe innamorato di una romagnola. E in questa splendida e fertile terra ci fermiamo a salutare il fratello di mia mamma, il simpaticissimo e inossidabile zio Adriano. Eccoci qua a Roncofreddo con la zia Luciana e lo zio Adriano, guardate che spettacolo, facciamo una bella ripresa con la campagna dietro, guardate che bello, Allora Adriano, cosa ci fai vedere? Se tu vedi il profilo di Dante, te immagina. Ah, fronte, ok, il naso, sì. Vedi? Poi la bocca. Quindi praticamente questo qui è il profilo di Dante, cioè il volto di Dante, però c'è che guarda al cielo, sdraiato, esatto. Sì. Effettivamente con un po' di fantasia Dante emerge in tutto il suo splendore dal monte della Perticara. Ecco, poi spaziamo, giriamo e qui c'è ecco la Carpegna, il Monte Carpegna, il Monte quello su. Carpegna, sì. E dopo viene Ecco, giù. e qui questo è San Marino, vedete? San Marino, quello là. Qua si vede il grattacielo di Rimini davanti. No, quello lì è Cesenatico. Cesenatico, quello di Rimini. Rimini. Ah, giusto, il Rimini Rimini rimane più a destra di qua, ecco. Guardate che spettacolo. Ecco, allora dicevi, Adriano, tu dicevi che nei momenti proprio di visibilità ottima si riesce addirittura a vedere con un binocolo. Un binocolo. Si vede Venezia. Si vede Venezia, è una roba incredibile. Dovresti vedere la sera. Ah, beh, la sera, La sì. sera, guarda, è una marea di luci. Sì, di luci. C'è stato un veterinario che è andato in Australia, veterinario di qui, Ughi, Sì. dottor Ughi, e ha conosciuto un suo, sempre un veterinario, no? Sì. Lui è stato ospite là in Australia e dopo lui ha voluto contraccambiare, è venuto qua a Bologna, l'ha fatto prendere in macchina, cenato e poi se sei stanco gli ho detto ma no, dico, allora dico, andiamo a fare un giro su in collina. Sì. Quando è stato su di qua, ha girato, vedi, dice, quella che città è? Ah, che sì. Sì. No, E invece sono i paesetti senza soluzione di continuità, no? anche per noi, quando ce la facciamo qui è uno spettacolo. Sì, per forza. E non smetti mai di essere incantato, sì, vedi? sì. E poi dicevi che d'inverno quando ci sono quelle giornate di nebbia, no? Sotto, Sì. tu sali e ti basta arrivare su a, che ne so. C'è una marea, sembra tutto coperto. Sì. Si vede solo Sì, il mare. la nebbia rimane E qui sotto. c'è il sole, praticamente. Qui c'è il sole, sì, è fantastico, sì, quell'effetto. Adriano è un ragazzo, guarda quanti anni hai detto che hai? 88. 88, guarda che roba, che spettacolo. 88. E non potevamo che finire in bellezza con le migliori prelibatezze della cucina romagnola. La piadina seria si differisce perché si sfoglia, vedi come si apre bene, ecco. Guardate che meraviglia, guarda, che fragranza, spettacolare. Da quello che dice la zia, questa qua è una signora piadina, ecco. Poi questi sono i ciccioli, carciofi sott'olio e poi un bel piatto di affettati in maiali di romagnolo. Qui invece sono melanzane, gli strozzapreti e porcini. Questi sono i cappellacci a carciofi e il formaggio di fossa. Abbiamo visto il formaggio di fossa. Che cos'è il formaggio di fossa? È un formaggio di capra che non è detto che sia di capra qua di Romagnola, può essere anche capra dalle nostre parti, però il formaggio, la cacciotta, viene portata in queste fosse e viene sistemata, adagiata per la stagionatura e assume questo sapore un po' particolare, cioè caratteristico. Qui invece abbiamo delle tagliatelle classiche, i pomodorini ripieni in gratin al forno. Ah, che belli che siete! I bianchi in mezzo, il capo famiglia e adesso assaggiamo. Qui Giuseppe Garibaldi il 1° agosto 1848 transitò con Anita e pochi fedeli
E i cittadini di Roncofreddo, tu c'eri qua quella volta? No. No, c'è. I cittadini di Roncofreddo nel primo centenario della morte, il 2 giugno 1982, gli hanno dedicato questo. E qui siamo al cospetto della casa di Nicoletta, guardate, ecco. Nicoletta abita proprio qua, dietro il monumento di Garibaldi. Ecco la padrona di casa, la Nicoletta, la cara cugina Nicoletta. Guardate che splendore di cugina che ho, guardate che roba, cioè, cugine così non se ne trova. Ecco. Io che schifo pochi un chilo. Che sarei che tra... Trattano pochi in un chilo. Ah, ecco. Ecco, guardate che spettacolare vista che c'è da qua, guardate che roba. Ah, che spettacolo, guardate che roba, che roba. Guardate che spettacolo. Guardiamo la gonna dell'Ester, guarda che vola, guarda col vento, guardate, qua anche se ci sono 45 gradi qua si sta da Dio, con la brezza, che meraviglia. E a questo punto non ci rimane che aggiungere alla nostra meravigliosa raccolta fotografica anche questi splendidi scatti a ricordo di una vacanza davvero indimenticabile.